Cari amici ascoltatori, ben ritrovati. Oggi l'abbiamo detto, è il 19 marzo, il Dante Dì, così si dice, questa giornata dedicata proprio alle celebrazioni di Dante Alighieri. Anche noi a Teatralmente abbiamo voluto regalarvi un'esperienza diversa dal solito, quindi noi in questo appuntamento dedicato al teatro di solito ci sentiamo alla voce, stavolta aggiungiamo anche le immagini per presentare un bellissimo progetto che proprio riguarda la figura di Dante Alighieri e la sua Divina Commedia. Ma io non voglio raccontarvi di più, con noi c'è Monica Ferri a presentarci l'argomento, ma anche l'ospite di oggi. Buongiorno, ben ritrovati. Allora anche quest'oggi, anche in video, per parlare davvero di un nuovo progetto in streaming del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che proporrà un interessante viaggio nella Divina Commedia. Il 25 marzo prossimo si intitola Vien dietro a me, con la compagnia degli attori del Stabile del Friuli Venezia Giulia. Allora abbiamo raggiunto ovviamente Emanuele Fortunati, che fa parte della compagnia, che sarà l'Ulisse di Dante. Buongiorno e ben arrivato Emanuele. Buongiorno, piacere, ciao a tutti e grazie dell'invito. Grazie anche a te di essere con noi, così siamo entrati dentro il Teatro Stabile Rossetti e possiamo un po' vedere che cosa andremo in realtà a vivere, a vedere, a provare, a emozionarci con la Divina Commedia il 25 marzo prossimo. Come lo state progettando? Allora, stiamo lavorando per questo lavoro, che è il terzo progetto streaming, che andrà appunto, come hai detto tu, in onda il 25 gratuitamente sulla piattaforma del Rossetti, poi sui social. Praticamente è un lavoro che partirà dal teatro, dove c'è il professor Fabio Romanini, che è docente di linguistica italiana, che inizia a raccontare il viaggio che ha fatto Dante, e la data tra l'altro del 25 marzo è quella che gli studiosi hanno reputato essere quella dell'inizio del suo viaggio, e insieme alla compagnia del Teatro Stabile attraverserà dei luoghi che in qualche modo rappresenteranno l'inferno, il paradiso e il purgatorio, dove ci sono gli attori che interpretano i canti appunto della Divina Commedia. È un viaggio che noi abbiamo fatto un po' a ritroso, siamo partiti dal paradiso per poi girare delle scene dell'inferno, il purgatorio, e Paolo Valerio, direttore del teatro e regista, ha deciso di ambientare il tutto nei luoghi di Trieste. Trieste ha dei luoghi bellissimi e quindi praticamente si parte dal teatro e si va in Grotta Gigante. La Grotta Gigante sarà, come dire, l'ingresso e alcuni luoghi dove verranno recitate i canti dell'inferno. Poi ci sarà il Miramare, il gasometro. Io personalmente la scena di Ulisse l'ho girata in barca a vela, senza le vele, ma in barca, in mezzo al mare. È stata un'esperienza molto bella. E poi siamo stati anche alle cave romane. E questo viaggio appunto è raccontato attraverso alcuni canti che sono stati scelti, non necessariamente i più famosi, quelli più rappresentativi, che venivano anche legati al territorio. Ecco, si è voluto in qualche modo far partire questo viaggio con il professore, che è una persona fantastica perché riesce a raccontare Dante in modo super interessante e anche molto accattivante. Io per esempio non ho avuto purtroppo un insegnante così, e quindi ricordavo molto poco di Dante dagli studi scolastici, di più da quelli teatrali. E quindi lui praticamente inizia con grande entusiasmo questo viaggio parlando direttamente in camera con gli spettatori, quindi con gli utenti, e attraverso i suoi spostamenti raggiunge dei luoghi dove, piano piano magari abbassando la voce, incontrerà il Virgilio di turno, l'Ulisse, Paolo e Francesca, che sono nel luogo dedicato e inizieranno a recitare il canto in questione. Tutto verrà impreziosito anche da delle immagini bellissime fatte con un drone. La Tsunami Film, praticamente Giulio Radini, regista, e altri collaboratori appunto con questo drone sono riusciti a fare delle immagini bellissime, soprattutto non so, in Grotta Gigante, piuttosto che anche alla cava, e quindi è un lavoro che a me è piaciuto molto fare, perché è un lavoro teatrale e di Dante e letterario, ma con immagini quasi documentaristiche, anche molto moderne. E le location che ci hanno invitato sono fantastiche, quindi hanno impreziosito, secondo me, questa visione di Dante, anche magari diversa rispetto a quella che si può avere rispetto ai luoghi o magari in certi scenari. Quindi sicuramente hanno aiutato anche l'attore, perché essere in mezzo al mare con le onde il giorno, così era giovedì scorso, era anche un po' grigio, il mare agitato, recitare Ulisse ti faceva sentire veramente un po' come se tu fossi, come probabilmente si è sentito lui. Quindi è stato anche utile per noi essere nei luoghi.
Come dicevi tu, questo è il terzo progetto, anche gli altri due progetti in streaming hanno un po' avuto un confezionamento simile, anche se i temi erano ovviamente diversi. Uno era dedicato alla giornata del ricordo, l'altro alla giornata della memoria, ma hanno avuto molto molto successo e tantissime visualizzazioni, tant'è che si è prolungata la loro disponibilità, la loro fruibilità anche fino al 31 marzo. Sono progetti pensati per le scuole. È vero, sono progetti pensati per le scuole, ma in realtà sono fruibili da chiunque ami la bellezza, in questo caso, e la meravigliosa lingua di Dante. E allora ti chiedo, siccome voi attori state cambiando un po' palcoscenico in quest'epoca della pandemia, dalle tavole in legno state appunto arrivando ai video, agli streaming e a tutte queste nuove tecnologie, quanto ti sta aiutando il fatto che tu comunque sei stato anche protagonista di fiction famosi in televisione, o anche hai fatto, eri protagonista o hai girato delle pubblicità per dei brand molto famosi? Tutto questo know-how come ti sta supportando in questo percorso così di adattamento alla realtà? Allora, prima voglio dire una cosa che mi ha fatto molto ridere. Quando tipo in questo momento non so, c'è uno spot di un condizionatore e neanche mia mamma mi riconosce nello spot. Invece il giorno dopo che è uscito il progetto del giorno della memoria sono stato riconosciuto in piazza Sant'Antonio, perché lì facevo un po' il presentatore di questo progetto e sono stato riconosciuto, quindi questa cosa mi ha molto inorgoglito, no? Quindi sono stato più celebre per un video che tutti gli spot che ho fatto. No, allora sicuramente è utile avere una sensibilità con la telecamera, perché ti aiuta. Tutto può essere un po' falsato, le inquadrature, l'intensità. Con Dante è stato più difficile, devo dire, c'era bisogno di grande umiltà, perché ovviamente il linguaggio è quello. Secondo me è sbagliato snaturarlo o, come dire, modernizzarlo, perché non avrebbe senso. Siamo in ambiti contemporanei, però sono parole che non sono state scritte adesso, e quindi anche l'enfasi, piuttosto che l'intensità che ci vuole nel recitare quelle parole, deve essere, come dire, deve sposare quel periodo. Dicevo appunto la sensibilità che io e anche i miei colleghi, avendo tutti quanti fatto magari qualcosa di video, di televisione, ha aiutato molto nel riuscire a collaborare con il regista, quindi la sensibilità d'attore e la sensibilità che tu devi avere con il mezzo cinematografico, quindi in questo momento con la telecamera. La cosa più difficile è stata appunto calibrare l'intensità della recitazione, cosa che in teatro tu devi arrivare qui a Rossetti al 1500esimo spettatore. Lì invece basta alzare gli occhi e questa cosa comunica qualcosa di molto grosso, di molto intenso, di molto significativo. È stata un'esperienza bella, differente. La cosa bella di questi progetti è che sono completamente differenti, anche a livello proprio registico, sia interpretativo sia video. Il primo era più, c'era questo presentatore che accompagnava gli spettatori nei vari luoghi legati tristemente a Trieste sul giorno della memoria. Nel secondo eravamo tutti quanti testimoni per quanto riguarda il giorno del ricordo, il 10 febbraio, e in questo invece siamo proprio attori che recitano i canti di Dante. Questo comunque sì, è stato sicuramente utile, ma non necessario. Anche chi ha fatto di meno, il regista ha spiegato, ed è stato anche, come dire, bello scoprire come si riesce a comunicare diversamente qualcosa che magari di solito dall'attore deve nascere necessariamente dal diaframma, dalla pancia, qualcosa più strettamente sul viso. Quindi magari asciugare quel tipo di espressività, ma non perdere nell'interpretazione. Sarà davvero interessante seguire questo progetto, allora, di cui ulteriori notizie usciranno, ovviamente saranno disponibili sul sito del Teatro del Rossetti prossimamente. Comunque sappiamo che lo vedremo dal 25 marzo. Emanuele, noi ti ringraziamo di essere stato con noi per parlarci e illustrarci, ovviamente un po' farci entrare già dietro le quinte virtuali di questi progetti in streaming che sono sempre molto molto interessanti. Mi piacerebbe accompagnarvi, ma in questo momento stanno girando alcune scene nei luoghi del teatro. Vedete, proprio l'inizio sarà strutturato in vari luoghi del teatro, quindi non posso uscire da questa stanza perché qui fuori stanno proprio registrando le ultime riprese per quanto riguarda l'inizio del viaggio. Bene, bene, grazie Emanuele Fortunati, grazie di essere stati con noi quest'oggi teatralmente e chissà, magari ci rivedremo ancora per qualche altro fortunato progetto. Speriamo, grazie mille a voi. Grazie Emanuele, grazie Monica, anche oggi è stato un appuntamento che veramente ci fa apprezzare il teatro, anche se non possiamo entrarci fisicamente, ma grazie anche a queste belle iniziative proprio del Rossetti è possibile vivere
come se fossimo a teatro. Io vi consiglio davvero, se non l'avete ancora fatto, di vedere tutti gli altri progetti, soprattutto di non perdervi la possibilità di entrare nella selva oscura di Dante in questo caso, anche perché gli spunti dalla Divina Commedia non mancano mai e anche sicuramente ci troveremo tanti riferimenti. E speriamo anche che ci siano tantissime visualizzazioni per questo progetto, per seguire sempre e per appassionarci ancora una volta al teatro, Barbara. E allora, come sempre, ai nostri ascoltatori non resta che dire buon teatro. Buon teatro.